Avevamo dei pezzi importanti in vetrina che sono stati portati via tutti e poi all'interno hanno rotto tutte le vetrine di vetro e hanno portato via ulteriori gioielli e indicativamente non saprei dire, penso dentro la mia testa attorno ai 100.000 euro. È il mio figlio, io l'ho aperto quando avevo 21 anni il negozio, sono partito senza niente, solo con debiti e quindi è logico che hanno preso parte di me, ecco. Lotteremo, nel senso mi rimboccherò le maniche come ho sempre fatto. Sono le 3 del mattino quando un'auto, una Panda, tenta prima di sfondare la porta, poi la vetrata antisfondamento e alla fine riesce a scardinare la porta, il muro divelto. Entrano in 3, forse 4. È notte ma siamo in pieno centro, l'allarme scatta ma i banditi riescono a fuggire con il bottino a bordo di un'altra automobile scura. Parla Marco, gioielliere da 25 anni, da 5 qui in Piazza Cantiere. E io sono arrivato poco dopo e la vicina ha preso anche molta paura, ha chiamato anche lei i carabinieri e tutto, ormai nel frattempo erano già andati via e siamo stati fortunati che non sono entrati persone con pistole, con armi e quindi è successo di notte che noi non c'eravamo. L'occhio sempre attento ai clienti, diverse le chiamate fatte da Marco in questi anni alla vista di gente sospetta. Il furto nell'isola pedonale dove sono diversi i locali aperti anche fino alle 3 di notte, sciarpe, giubbotti, volti travisati. Queste le immagini restituite dalle telecamere di videosorveglianza. Immagini ora nelle mani delle forze dell'ordine, stanno indagando i carabinieri. Il bottino potrebbe aggirarsi intorno ai 100.000 euro, oltre alla refurtiva danni anche al negozio, alle vetrine. Ripartire sarà dura. Ho molta rabbia e ci devono essere delle leggi molto più severe. E dopo è logico, non fanno nulla quando vengono uccise le donne, non vengono uccisi bambini, e ve ne è fatto poco, sono protetti, fra 2 giorni, fra 3 giorni, fra un mese li prendono forse. Poi cosa vengono liberati subito, quindi no. Tanto lo sappiamo tutti, è il rischio del nostro lavoro, è il rischio ormai di qualunque cittadino italiano, perché tanto non siamo protetti né qua né a casa né in nessun posto. Vince la delinquenza.